Buongiorno a tutti e grazie per essere ancora con noi per questa nuova chiacchierata di nuova pedagogia. Abbiamo Giampiero, un nostro vecchio amico. Ciao Giampiero, Ciao a tutte e a tutti, buongiorno. grazie per essere con noi. Noi del resto, come devo dire, con Giampiero condividiamo la stessa visione della pedagogia e quindi abbiamo fatto anche delle cose in passato insieme, quindi siamo molto contenti di parlare di questo argomento, perché ovviamente la prima domanda che vorrei porre a Giampiero è: ma Giampiero, come vedi la scuola nel mondo che verrà? Come la vedo? La vedo da lontano in questo momento e, e bisogna distinguere molto tra come la vorrei vedere e come la immagino e poi appunto il come la immagino e come la immaginiamo potrebbe essere sia nella migliore delle ipotesi che nella peggiore delle ipotesi. Io credo che la scuola pubblica abbia e continui ad avere una enorme potenzialità e un'enorme responsabilità nei confronti della società, cioè su come la società si possa evolvere, in gran parte lo deve alla scuola pubblica, al sistema scolastico pubblico, perché è maggioritario, perché è generalista e perché si rivolge appunto alla maggior parte della cittadinanza, dei giovani cittadini del mondo di oggi e alle loro famiglie. Per cui ha un'enorme potenza e un'enorme possibilità. Ovviamente tutti gli strumenti sono sempre in mano alle persone, quindi sono sempre le persone che determinano come lo strumento viene utilizzato, con quale scopo e con quale effetto. Certamente in questo momento si assiste a una grandissima recrudescenza del revisionismo e della restaurazione. La società viene sospinta verso una sua, cito la mia dirigente, verso una sua dimensione operosa e silenziosa. Operosa è una cosa molto bella, perché anche se dà un'immagine un po' di formiche che convergono verso un lavoro senza avere però una visione individuale e una propria consapevolezza del proprio contributo individuale. Però l'operosità ha un suo perché, ma silenzioso mai. Mai dire di star zitto a nessuno, anche a chi non ci fa piacere ascoltare. La pluralità delle voci, comprese quelle dissonanti, comprese anche quelle di un coro dissonante, quindi anche quelle che possiamo, no, parlando tra me e te, noi possiamo avere in mente chi non ci piace, che è spesso maggioritario. Bene, io sono disposto a scommettere anche su quelle voci lì. Io preferisco avere una società in cui c'è dialogo, c'è dibattito, c'è anche conflitto, ma ci sono più voci discordanti, eh, in controfase, perché è da lì che avviene uno sviluppo e avviene anche l'equilibrio. L'equilibrio è basato su una tensione. L'equilibrio non è uno stato di quiete. L'equilibrio è una continua tensione dei muscoli, se parliamo di persone, di forze, di legami, che un po' tirano di qua, un po' tirano di là, un po' tirano di qua, trovano a quel punto un progresso, quindi un camminare verso in una condizione in piedi. E noi abbiamo bisogno di una scuola in piedi, quindi alzata con il pugno, per citare Balla coi lupi, una scuola quindi in piedi che voglia creare dei cittadini in piedi, quindi in Ma cammino e in equilibrio. Ma allora, tu lo sai che nella nuova pedagogia ha preso abbastanza piede la fisica quantistica, no? Che dice che noi siamo un pochino gli artefici del nostro presente e anche futuro. Ma cioè, il motivo anche per cui ti faccio questa domanda è: tu cosa vorresti? Cioè, come la sogni una scuola del futuro che potrebbe però essere anche nel presente? Perché io non credo che la scuola che tu stia facendo adesso non sia già quella che vorresti fare nel No, no, futuro, no? assolutamente. La tua scuola del presente è già molto quello che tu immagini possa diventare, ecco. Sì, io il modello di scuola che ho praticato negli ultimi 10-15 anni
è la scuola che io augurerei a tutti gli insegnanti e a tutti i bambini e a tutte le famiglie. Una scuola calata nella società, calata nel vivere, fortissimamente coinvolta sia nelle questioni sociali, ma anche nelle questioni intime, personali, delle grandi domande, dei grandi dubbi, delle grandi questioni dello stare insieme, della vita insieme. Vorrei una scuola artigiana, vorrei una scuola quindi non sono pregiudizialmente contro quella parola della imprenditorialità scolastica, quando insegnano imprenditoria a scuola, ma nel senso artigiano io la voglio l'imprenditorialità, cioè chi è l'artigiano? È quello che mette ogni sua competenza a disposizione della sua clientela, chiamiamola così, la clientela è tutto il mondo per un artigiano, che investe del suo, che non si tira indietro, che tira la cinghia quando c'è da tirarla per magari attivare o comprare qualche attrezzatura che renderanno il suo lavoro più efficace negli anni a venire, nei tempi a venire, ed è fondamentalmente estremamente orgoglioso di quello che fa. Cioè un artigiano non teme mai la concorrenza, non ha paura della... Adesso mi traslo sulla scuola. Un insegnante artigiano non ha paura di quello che fanno le altre maestre o gli altri maestri e gli altri professori. È felice che loro possano fare diversamente, proprio perché nessuno è bravo come me a essere me stesso e nessuno è bravo come te a essere te stesso. E io non insegno come insegneresti tu e tu non insegneresti come insegno io, ma nel massimo rispetto. E anche un insegnante che io posso non condividere l'effetto, il risultato, però io non mi sogno minimamente di andare a questionarla, a farle dei problemi, soprattutto se questa o questo non mette il becco negli affari miei. Io posso dire, non mi sembra che abbia un effetto, un'efficacia fondamentale, che sia veramente positivo, però lo diranno i suoi clienti, no? I suoi fruitori. Io non posso che fare il mio meglio per lavorare bene con i nostri ragazzi. Questo è il mio lavoro. Certo. Una scuola che insegni appunto, più ancora che insegni, faccia sperimentare quotidianamente nuove strade, tutte le strade, una scuola globale che faccia scoprire, infine, perché cosa siamo nati, perché siamo, in che cosa siamo bravi, qual è il nostro contributo al mondo. Certo. E una volta che noi l'abbiamo capito, quello è il segreto, secondo me, per la felicità. Esatto, sì, esattamente. Questo è proprio il nucleo della nuova pedagogia. Ma allora mi sorge anche spontanea la terza domanda, che è: ma Giampiero, quando ti sei accorto, cioè parlaci un po' di te da bambino. Sei stato un bambino divergente, senz'altro, per diventare un maestro divergente oggi. Parlaci un po' di te, su come anche sei arrivato poi a capire che volevi dedicarti al mondo dell'infanzia, insomma, alla scuola. Ma io ci sono arrivato molto per gradi al mondo dell'infanzia. Io ho un percorso, ho scoperto recentemente di aver fatto l'asilo nel bosco prima che ci fosse l'asilo nel bosco. Nel senso che io abitavo in campagna, i miei lavoravano in città, però hanno scelto di mettermi in scuola materna nella frazione dove vivevo. E lì c'era una brava maestra, era ancora quello delle suore, ma lei ovviamente era laica, anzi sarebbe poi diventata la mia capa scout successivamente, e noi lì facevamo proprio vita di paese, vita di bosco, quindi scuola aperta e all'aperto già dai 3 ai 5 anni l'ho fatto. Abitando in campagna, i miei compagni, un po' isolato, ammetto, quindi certamente le competenze di socializzazione mi si sono sviluppate solo grazie allo scautismo, mentre per tutto il resto del tempo ero un bambino che parlava con gli animali, gli uccellini, e mi ricordo che andavo a leggermi dei libri su un albicocco. Avevo un bel ramo e io mi spaparanzavo lì, mi leggevo i libri o progettavo, sognavo, facevo. E Avevi boh, un amico, per amico un albicocco. un albicocco per amico, mi dava le albicoccole. Dopodiché, non avevo alcuna vocazione personale verso i bambini, anzi, poi in adolescenza, figurati, li rifugi quei mocciosi. Sempre fatto scautismo, comunque, ecco, però lì
io mi ricordo nettamente che quando vivevo esperienze negative, ne ho vissute perché comunque è vero che si veniva dopo gli anni 60, 65, 70, 75, quindi era il post 68, quindi gli anni 70-80 nello scautismo erano ancora molto intrisi appunto del vento di novità del 68, però c'era anche un po' di nonnismo e di militarismo, di residui degli anni 60 in qualche modo, ecco. Io mi ricordo proprio che ogni volta che prendevo una sberla o che mi facevano uno scherzo pesante, nella mia testa si accendeva proprio la lampadina del dire quando io sarò un capo squadriglia, un capo sestiglia, sarò un capo, io questa roba non la farò. Cioè, per me, perché quando vivi un'esperienza negativa o ti prefiggi, dici, ah sì, e quando la faccio io vedi come mi vendico anch'io con i piccoli, oppure c'è l'altro ragionamento. Io imparo da questa porcheria e giuro a me stesso che non la farò vivere ai miei bambini. Ricordo ancora che appunto avevo 20 anni e ho appunto, iniziato a fare l'aiuto capo scout, quel capo scout, e il mio mentore scout Beppe Passarino un giorno mi aveva offerto un lavoro di animazione fuori dallo scoutismo. Io gli avevo detto ah no no no, io con i bambini non ci voglio lavorare, al massimo ci faccio volontariato. 2 o 3 anni dopo sono entrato in ruolo e ho iniziato a fare il maestro per colpa di mia madre che, come tutte le brave mamme italiche, mi diceva di prendermi un pezzo di carta perché io in realtà avevo il diploma di scientifico e avevo aperto uno studio grafico, quindi io facevo effettivamente l'artigiano, facevo etichette da vino, dépliant, manifesti, biglietti da visita, felice come una Pasqua, anche un po' più sereno di come sono adesso, perché insomma, in fin dei conti, quando finisci di fare un'etichetta da vino, non è che puoi andare tutte le sere a ululare sotto il tuo cliente dicendogli di quanto avresti avuto un'altra idea bellissima. Insomma, per come funziono io, che mi innamoro molto delle idee, degli ideali, delle campagne, eccetera, il fatto di lavorare per grandi gruppi, grandi temi è più sano, perché appunto eviti di andare a costruire un costrutto, un castello, come poi è diventato Bimbisvegli. Nel momento in cui non ho più avuto un cliente che mi durava 2 settimane o 3 settimane, ma ho avuto dei clienti che mi duravano 3 anni, 4 anni, 5 anni, e poi si rinnovavano automaticamente con degli altri topolini uguali o simili o diversi, lì è stata una rovina anche per la mia appunto, equilibrio psicofisico, perché è come mettere veramente una talpa sottoterra. Ma tutta questa, la nostra intervista è quasi finita, ma quello che vorrei puntualizzare, no? Che tu hai un bagaglio di esperienze come maestro divergente veramente dal mio punto di vista unico, tant'è vero che ti abbiamo chiesto di far fare un percorso alla Libera Università proprio su bimbi svegli. Potresti dirci in qualche accenno di che cosa ti piacerebbe trattare durante questo percorso che inizierà il 22 agosto? Ma io vorrei che fosse un viaggio insieme, proprio perché devo al viaggio nella mia vita, come dicevi tu adesso, no? Il bagaglio culturale, esperienziale che mi ha portato a sviluppare questo tipo di pedagogia, non certo per un'intuizione profonda, cioè io ho assemblato come in un vestito da arlecchino le migliori, credo, Sì. esperienze pedagogiche del Novecento. E come diceva il mio professore di psicologia dell'età evolutiva, mi diceva: voi studiatele tutte le teorie, poi quando lavorerete con i vostri ragazzi, proporrete quella che per voi funziona meglio, secondo voi e con loro. Quindi io cercherò di lavorare insieme al gruppo di lavoro, al gruppo di viaggio che saremo grazie alla Libera Università, cercando di trovare gli spunti, l'energia per costruire un bagaglio di viaggio adeguato a ciascuno.
è dedicato al funzionamento di ciascuno. Ci sarà quello che è più libertario, quello che è un pochino più strutturato, quello che è nel pubblico, quello che è nel privato. Io ho sempre detto che la scuola è scuola. Certo, a me piace molto e credo molto nelle potenzialità, come dicevo prima, della scuola pubblica. Sì. Però c'è dell'ottima scuola pubblica e della pessima scuola pubblica, dell'ottima scuola privata e della pessima scuola privata. Sarebbe bello se ci fosse una Questo vale ottima anche scuola per le pubblica per scuole tutti. parentali, eh? Sì, poi dico privata nel senso di parentale in genere, quindi auto-organizzata. Mhm. E, il sogno della vita sarebbe che ci fosse una gamma, appunto, artigianale, una grande gamma pubblica, in libera scelta, pluralista, gratuita, adeguata alle necessità di ciascuno. Non c'è e allora chiaramente c'è bisogno di organizzarsi e di correre un po' ai ripari. E allora ci sarà bisogno, e in questo modo tra l'altro ci sono anche insegnanti che funzionano diversamente, quindi io non dirò qual è il verbo bimbi svegli, perché io stesso per primo sono in continuo cambiamento. Certo. Cercheremo di dare insieme risposta alle domande che ogni giorno ci dovremmo fare come insegnanti, quindi chi ho di fronte, come posso fare il bene di chi ho di fronte, come posso suscitare interesse e fare in modo che questa persona, quindi persona, giovane persona, scopra il proprio talento, ovviamente esercitandole tutte le competenze, però facendo in modo che ciascuno possa scoprire quello che è il proprio di talento, il proprio percorso per essere felici facendo felici gli altri, perché dobbiamo uscire dalla scuola, secondo me, con la consapevolezza che si impara per essere migliori, ma per essere migliori insieme agli altri. Quindi per imparare cose, possibilmente le cose che ci piacciono e ci piace fare, per poter mettere a disposizione degli altri il nostro talento, che si chiama lavoro. Il lavoro è quello, ma il lavoro non è quello che io vado a riempire un buco che il mercato ha lasciato libero per me o per qualcun altro come me o anche per un altro che non è come me. Io devo poter andare nel mondo e dire, ehi ragazzi, io so fare bene questo. E quello che non so fare bene, lo fai tu, perché l'hai imparato bene e ti piace. Quindi Sì, chi sa fare io bene contabilità faccia contabilità e chi sa fare bene l'orto faccia l'orto. Io quello che dico è che paradossalmente questo percorso con te, che sicuramente si rivolge in maggioranza a educatori, insegnanti, andrebbe bene anche per un homeschooler, perché comunque Certo, l'homeschooler è anche, diciamo, l'insegnante dei suoi bambini. Quindi paradossalmente questo percorso, diciamo, esperienziale, anche se lo facciamo online, secondo me prende una grande fascia di persone. sì, E ricordo che anche se è un corso online, tu darai la possibilità a chi lo frequenta di poi fare un tirocinio dal vivo nella tua struttura l'anno prossimo, perché il tuo corso certo. finirà intorno a gennaio-febbraio, quindi conoscendo le persone potresti in questo modo anche dare una mano pratica. Ti verranno a dare una mano e tu potrai fargli fare un'esperienza anche, diciamo, sul campo, ecco. Sì, perché è difficile parlare di bambini e di apprendimento senza lavorare con i bambini, senza anche lavorare insieme, no? È difficile parlare di viaggio se non cammini con le persone sul serio. Però Ehm, una preparazione a questo, secondo cioè, me, è funzionale anche a non trovarsi persone completamente digiune su alcuni concetti che, esattamente. diciamolo, sono un po' divergenti rispetto a quello che c'è nella scuola pubblica, perché anche questo, secondo me, va detto. Certo, certamente. Mi riallaccio a quello che hai detto prima sugli homeschooler. Allora, io considero scuola tutte le volte che c'è un adulto che si affianca a uno o più bambini, cuccioli d'uomo, li prende per mano e insieme si cammina alla scoperta del mondo e dell'io, attraverso la scoperta dell'io, attraverso la scoperta del mondo. Quindi, appunto, che sia un percorso individuale, un percorso di gruppo, un percorso strutturato, parentale, parificato, pubblico, e noi dobbiamo andare a riempire di valore questo rapporto, Esatto. non tanto a preoccuparci chi paga lo stipendio a chi. Quello è secondario, il chi, uno. E due, assolutamente è fondamentale aver dissodato un po' il terreno proprio per evitare incomprensioni
o dubbi o appunto equivoci. Faccio questo esempio. Quest'estate noi facciamo un grande campus che dura tutto luglio. Il prossimo weekend faremo un corso gratuito, aperto a chiunque abbia una qualsiasi intenzione di gravitare intorno al campo di quest'estate, anche solo chi vuol venire come uditore o come osservatore, gli chiediamo di farsi questi 2 giorni, proprio perché così si evita ma io pensavo che, ma io pensavo che trattaste tutti con gli fiorellini, oppure viceversa che li faceste camminare nudi sotto la luna o cose del genere. No, ce le diciamo un pochino prima, proprio perché così vengono fuori tutte le domande, tutti i dubbi e ci si chiarisce un pochino prima e si matura insieme. Un po' come appunto per affrontare una bella cima alpina si fa un pochino arrampicata insieme in palestra e si fa un po' di esercizi insieme in modo da sapere già prima di partire su quali energie si può contare e su cosa no, o qual è il Bene. passo dell'uno e dell'altro. Allora, molto bene, io ti ringrazio di questa opportunità che ci dai nel fare, diciamo, questo viaggio insieme. E ricordo che per aderire bisogna inviare una mail a infonuovapedagogia.it e niente, io ti ringrazio e ci vediamo presto, buon lavoro Grazie a te, grazie a tutti e voi. grazie di esistere. Grazie a te. Un abbraccio. Un abbraccione. Ciao, Buona ciao, estate a tutti, ci vediamo ad agosto. ciao.